Allora, Mauro Pasquali, presidente di Slow Food Veneto. Voi tra le cose che portate avanti da tempo siete anche molto conosciuti per i presidi che sviluppate sul territorio a tutela dei prodotti agroalimentari unici, definiamoli così, o tradizionali. Uso termine di diciamo, per il mantenimento dei prodotti della tradizione. Nella vostra analisi il consumo del suolo è un elemento determinante o è altro rispetto alla vostra strategia? Intanto grazie, buonasera a tutti, grazie al gruppo consigliare del PD per l'invito. Noi come Slow Food sul problema della legge, di una legge o di un sistema per tutelare l'abuso del consumo di suolo, perché attenzione, il problema è che siamo in Italia, il consumo di suolo esiste in tutto il mondo, noi abusiamo del consumo di suolo, che è una cosa un po' diversa. Prima l'assessore Dalla Pozza ricordava certe situazioni virtuose in Germania e il dispiacere grandissimo è che noi qui in Italia non riusciamo a fare altrettanto. E noi come Slow Food siamo assolutamente in prima linea per quanto riguarda la riduzione del consumo di suolo. Ricordo che siamo tra i promotori del forum Salviamo il Paesaggio, che si è costituito alcuni anni fa coinvolgendo diverse associazioni ambientaliste e che sta operando in maniera molto efficace, soprattutto con l'aiuto di diversi amministratori pubblici, per tutelare il suolo. Il suolo nella sua accezione più grande, perché uno dei problemi più gravi è che di solito si dice ma evitiamo di consumare ulteriore suolo agricolo. Bene, ma tutte le aree dismesse, qui nella proposta di legge vedo che c'è abbastanza chiaro nell'articolo 2 la definizione proprio dove si parla di aree di fatto utilizzate a scopi agricoli, ma poi dopo si parla di aree comunque libere da edificazioni e infrastrutture, perché queste sono comunque realtà territoriali che sono state abbandonate nel corso degli anni perché ci sono stati dei ritorni economici non positivi per chi le coltivava. E qui vengo alla tua domanda e vorrei che per una volta questa fosse una proposta di legge che mi auguro vada in porto, tra l'altro, che però fosse il primo passo verso un approccio un po' più completo, io oserei dire olistico, all'aspetto del consumo di territorio. Perché il consumo di territorio di fatto non è solamente il consumo del suolo agricolo, è l'espulsione degli agricoltori dalla campagna, è la ricerca di un nuovo modello di agricoltura. Se noi pensiamo di recuperare l'agricoltura, questi suoli, semplicemente mettendo di nuovo monoculture di mais, non abbiamo capito nulla. Perché la monocultura di mais è quella che ha ucciso, insieme a tante altre cose, attenzione, non è solo lei la causa, è quella che ha ucciso l'agricoltura nel Veneto e nella pianura padana. Ed ecco quindi l'azione che noi stiamo facendo, tutelando piccole produzioni, e non mi piaceva il termine nicchia proprio perché dà l'idea di qualcosa di elite, no, sono produzioni tradizionali nostre, che vanno proprio nella direzione che prima l'onorevole accennava. Cioè, noi dobbiamo renderci conto, signori, che nel mondo si produce cibo per 12 miliardi di persone. Siamo 7 miliardi di persone. 1 miliardo di persone sottonutrito o malnutrito vuol dire che noi sprechiamo circa dal 48 al 52%, la media fa 50 ma non è tutti gli anni così, del cibo prodotto. Allora c'è qualche aberrazione in tutto questo. C'è qualche aberrazione soprattutto se poi andiamo sempre nell'ottica dell'approccio olistico al consumo di territorio a pensare all'inquinamento che viene provocato dal trasporto delle derrate alimentari. Quindi il recupero di territorio agricolo nella nostra regione non è solamente il recuperare semplicemente un territorio all'uso, riducendo, e apro una parentesi non indifferente, anche gli aspetti idrogeologici e i problemi di dissesto idrogeologico che giustamente anch'io sono stato toccato, avendo i miei che vivono a Vicenza, ho avuto il garage di mia mamma soltanto
e l'assessore della Pozza era dentro a scavare insieme a me, tra l'altro, proprio in quei garage a buttare fuori il fango. Ma comunque, chiusa la parentesi, il problema del dissesto idrogeologico è anche il recupero, si combatte recuperando questi territori a un consumo e un uso agricolo sostenibile. È vero, adesso non ricordo chi l'aveva accennato nell'intervento prima, che una buona parte della perdita di superficie agraria è avvenuta in montagna, ma attenzione, perché è da là che parte il problema. I bacini di laminazione non servono a niente, portano via territorio agricolo utile di nuovo. Ma se in montagna non mettiamo a posto le cose, e ricordo solo una cosa che è stata fatta agli inizi del Novecento, ai confini tra la provincia di Vicenza e di Verona, in un territorio che all'epoca era ancora sotto l'impero asburgico, che si chiama Foresta di Giazza. Perché l'Alpone, quel fiume che ogni tanto straripa ai confini tra Verona e Vicenza, all'epoca era ancora più pericoloso di oggi. E come è stato resimentato? Si sono messi d'accordo il comune di Ara, che stava sotto l'impero asburgico, e i comuni della provincia di Vicenza e di Verona, e hanno costruito e hanno reso coltivabile dal punto di vista forestale quel territorio, recuperando non solo un territorio che in quel momento era pericoloso, ma recuperando anche all'uso, e arrivo a un'altra valenza sempre nell'approccio olistico del recupero del consumo di territorio, l'aspetto economico. Perché non dimentichiamoci che un recupero valido del territorio vuol dire posti di lavoro, e in questo momento i posti di lavoro sono oro. Vuol dire posti di lavoro per gli agricoltori, vuol dire posti di lavoro per chi governa il territorio, vuol dire posti di lavoro nell'indotto del turismo. Perché è vero che il Veneto oggi è la prima regione turistica d'Italia e la sesta in Europa, però è anche vero che questo turismo oggi viene intercettato per la maggior parte da lago, mare e Venezia. Ma questo turismo si sta spostando verso l'entroterra, che sono altri due gli elementi che attraggono i turisti in Italia. Uno è quello culturale, che l'ho detto, l'altro è quello ambientale e l'altro è quello enogastronomico. Quindi vedete che il giro si chiude. Se noi riusciamo a recuperare il consumo di territorio e a ridurlo, azzerarlo meglio ancora, grazie a questa proposta di legge, in maniera significativa, riusciamo a recuperare superficie agricola, riusciamo a recuperare anche possibilità per i giovani di ricominciare a lavorare nell'agricoltura, ovviamente non coltivando mais, perché il mais a 9, non mi ricordo se è 9 o 10 o 8 euro al quintale non ti dà reddito, ma quelle culture di qualità che fanno veramente l'agroalimentare italiano. Ecco, tutto questo potrebbe essere veramente la chiave di volta, e noi l'abbiamo dimostrato. Noi abbiamo in Italia circa 300 presidi, sono tutela non solo del prodotto ma anche del territorio, della cultura, della storia e delle tradizioni di quelle zone. Questi 300 presidi sono stati analizzati una prima volta nel 2002 e successivamente nel 2012, quindi a distanza di 10 anni, da due ricerche, la prima dell'Università Bocconi e la seconda della Camera di Commercio di Torino. Ed è stato dimostrato come il recupero di questi territori, la salvaguardia di questi territori e la produzione agricola di questo tipo ha un valore economico che permette di uscire dall'agricoltura di sussistenza che abbiamo avuto fino ad oggi e rendere l'agricoltura veramente di nuovo dignitosa e soprattutto che faccia salvaguardia del territorio. Grazie.